Prove tecniche di vero autonomismo in Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda le prossime amministrative. Sì, oltre all'autonomismo io andrei anche a sottolineare il fatto che c'è l'anima indipendentista, che è la vera novità di questa tornata elettorale. C'è questa prova, noi adesso offriamo all'elettorato friulano un schieramento che può dirsi veramente fuori dai due blocchi tradizionali, adesso sta nei friulani cogliere l'occasione e dare la disponibilità a dare credito a questo progetto. Una volta c'era il blocco atlantico e il blocco sovietico, oggi ad esempio questo blocco come dobbiamo definirlo? Ma io lo definisco più una commedia delle parti, perché in realtà noi adesso stiamo andando a spiegare in giro un po' in tutto il Friuli che questi due ipotetici blocchi in realtà fanno una commedia su cose in cui in realtà non hanno potere decisionale. Si può fare? Ma io direi di sì, perché è una cosa molto semplice, che la partenza è quello di dare voce alla gente, ma non è uno spot così per dire, perché noi cerchiamo di confrontarci sulle cose più sentite, noi parliamo di sanità dove riteniamo che sia la voce più grossa di spesa della regione su cui si debba andare a incidere, razionalizzando le funzioni, non andando a fare tagli o fusioni indiscriminate di aziende sanitarie, ma facendo funzionare bene i macchinari che costano milioni di euro e sono utilizzati per un terzo, e facendo razionalizzare il personale dove ci sono più dirigenti ormai nelle aziende che dipendenti, e questo è solo un piccolo esempio.